Pensiero del giorno, giovedì 27 febbraio. Evitare il male. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Il discorso della montagna è all'inizio della missione di Gesù e si apre con le beatitudini. Nella terza delle 8 beatitudini ci viene proposto quanto segue: beati i miti perché erediteranno la terra. Chi è il mite? È colui che non si irrita davanti al male e non si lascia trascinare dalle emozioni violente. Egli sa dominare e imbrigliare le proprie reazioni, soprattutto la collera e l'ira. La sua mitezza non ha tuttavia niente da spartire con la debolezza o la paura. Non è connivenza col male o con l'omertà. Al contrario, essa richiede una grande forza d'animo dove il sentimento del rancore e della vendetta cede il posto all'atteggiamento energico e calmo del rispetto degli altri. Con la beatitudine della mitezza, Gesù propone un nuovo tipo di provocazione: porgere l'altra guancia, fare del bene a chi ci fa del male, dare il mantello a chi ci chiede il vestito. Essa sa vincere il male con il bene. A quanti la vivono Gesù fa una grande promessa: erediteranno la terra. Nella promessa della terra si intravede un'altra patria, quella che Gesù, nella prima e nell'ultima delle beatitudini, chiama il regno dei cieli. La vita di comunione con Dio, la pienezza della vita che non avrà mai fine. Chi vive la mansuetudine è beato fin da ora, perché già da ora sperimenta la possibilità di cambiare il mondo attorno a sé, soprattutto cambiando i rapporti. In una società dove spesso impera la violenza, l'arroganza, la sopraffazione, egli diventa segno di contraddizione e irradia giustizia, comprensione, tolleranza, dolcezza, stima dell'altro. Chiara Lubich, estratti dal commento alla Parola di Vita, novembre 2005. Parola di Vita, febbraio 2025. Vagliate ogni cosa, tenete ciò che è buono. Dalla prima lettera dei Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 21. El pensamiento del día es un material de difusión que realizamos personas de buena voluntad que contribuimos con nuestro servicio a lograrlo. No realizamos ninguna interpretación personal a los escritos de Chiara Lubich, solo lo difundimos lo más fiel posible.